Oggi la Chiesa ricorda l'evento della trasfigurazione del Signore, ovvero il momento in cui Gesù apparve ai suoi discepoli, ed il santo del giorno è San Salvatore. Il nome Salvatore ha origine dall'ebraico e significa Dio salva, è salvezza. Oggi 6 agosto è il National Root Beer Float Day, che rende omaggio alla classica combinazione americana di gelato alla vaniglia e birra di radice effervescente. Root beer in inglese significa birra di radice ed il 6 agosto è un'occasione per assaporare il delizioso contrasto di sapori e celebrare questo dessert iconico. Storicamente nasce come birra leggera dalla gradazione alcolica molto bassa, ma si afferma come soft drink analcolico nel periodo del proibizionismo. Si chiamava Little Boy, un nome ironicamente beffardo per uno dei più terribili strumenti di distruzione della storia. La bomba atomica fu sganciata da un aereo statunitense sulla città giapponese di Hiroshima il 6 agosto 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, alle 8:16 del mattino, ora locale. Esplose a un'altitudine di 576 metri, causando istantaneamente la morte di 80.000 persone. Altre 60.000 morirono entro la fine dell'anno a causa delle malattie derivanti dalle radiazioni. Sapete come fanno le piante a muoversi pur non avendo i muscoli? Le piante sono in grado di muoversi, sebbene con velocità diverse, quindi alcune molto lentamente, in modo quasi impercettibile, ed altre riescono a fare scatti repentini. Alle foglie di una dionea basta infatti 1/10 di secondo per intrappolare un insetto. Ma quindi come fanno? Modificando il contenuto d'acqua nelle cellule che si gonfiano o restringono e che producono movimento. Buongiorno ai 12, oggi una rigorosa luna in Capricorno comincia a vedersela proprio con l'archetipo del segno in cui è ospitata, proprio il severo Saturno. Cosa avranno da dirsi di tanto forte? Beh, iniziamo dall'Ariete a chiederglielo. Ariete, per voi la luna in quadratura sfida proprio il vostro ospite illustre che è Saturno, quindi forse qualcuno vuole farvi sentire non proprio padrone della situazione. La vostra reazione sarà abbastanza ferma, abbastanza convinta, proprio perché non volete rinunciare agli stimoli gioviani che vi vogliono in questa nuova strada di grande convinzione e di grande escalation carrieristica. Toro, per voi la luna è di Trigono e oggi invece riuscirete a comunicare un po' meglio a scapito di un Mercurio che ancora vi vuole insicuri nella comunicazione, ma farete capire sicuramente al partner che per quanto possono essere irrazionali alcuni vostri desideri o prospettive, sono sicuramente quello che volete come comfort e come benessere. Gemelli, per voi oggi il cielo è abbastanza movimentato proprio perché Marte sta per passare in Bilancia, ma anche dagli ultimi gradi della Vergine stimola il vostro Urano a essere attivi, passionali e soprattutto a proporre idee, cose, ad essere trascinatori per tutti. Col vostro sorriso oggi riuscirete a essere dei veri e propri leader. Cancro, per voi la giornata sembra essere molto caratterizzata da questa quadratura di Saturno e dall'opposizione dalla Luna. Venere proprio è messa alle strette, forse il partner ha bisogno proprio di farvi riflettere e di fermarvi un po' facendovi riflettere su alcune dinamiche che non vanno. Tendenzialmente avete oggi una strana maniera di subire lo sguardo degli altri o quello del mondo. Cercate di essere più sicuri di voi stessi. Leone, la giornata di oggi prevede un'opposizione diretta di Mercurio con Plutone. Oggi proprio non riuscite a capire gli altri, le loro motivazioni, la loro creatività. Tutto vi sembra un po' strano, un po' disancorato, semplicemente però dovreste cercare di razionalizzare un po' meglio i pensieri e di smetterla di vedere nemici ovunque.
Vergine, Marte è arrivato alla fine dei vostri gradi, ciò non di meno sfida niente meno che Saturno, quadrando anche con la Luna ed essendo distonico con Venere. Oggi proprio non vi va di accettare le dinamiche di scontro con il partner, vi sentite probabilmente un po' delusi o un po' scarichi, dovrete cercare di ritrovare la motivazione del vostro rapporto in un qualcosa di molto più intenso. Bilancia, per voi le tensioni planetarie sembrano essere fastidiose, ma non interiormente intorno a voi, un po' di caos, di confusione che non riuscite a governare, il che già vi crea abbastanza problemi. Del resto la quadratura della Luna vi fa sentire un po' fuori posto. Oggi è forse una giornata in cui amerete stare un po' per i fatti vostri. Scorpione, giornata oggi che vede una luna amica, una luna che si fa chiacchierina, una luna che vuole comunicare, che ha voglia di sentire per telefono qualcuno o di sentire magari un bel messaggio da parte della persona che vi piace. Farete di tutto per comunicare meglio e un po' o più affettivamente. Sagittario, la Luna ha lasciato i vostri gradi, ma si pone in prospettiva davanti a voi, facendovi vedere un po' quali sono i limiti e i difetti delle cose che state vivendo per adesso. Poco male, se oggi è una giornata in cui vedrete un po' tutto in una maniera più plastica, già da domani le cose migliorano, quindi non fissatevi troppo sui pensieri di oggi, del resto domani è un altro giorno. Capricorno, la Luna oggi coraggiosissima nei vostri gradi, tanto da sfidare Marte, Venere, il grande Saturno e anche Nettuno, chiaramente, visto che è vicino a lui congiunto in Ariete. Dovrete cercare comunque di non essere così sovversivi e rivoluzionari nei confronti di tutti. Sembrate oggi un pochino più intrattabili e misogini del solito, anche se le cose non vi piacciono come le svolgono gli altri, cercate di essere più partecipi e di dare delle direttive un pochino più morbide. Acquario, per voi il cielo di oggi è un cielo un po' intuitivo, pensieroso, seppure siete immersi nei vostri pensieri, siete consapevoli che a volte trascurate molto la vostra dinamica affettiva, quindi rifletteteci un po' su, qualcuno ha bisogno delle vostre attenzioni. Pesci, una luna amica oggi vi dà sostegno, vi aiuta a chiarirvi meglio in delle dinamiche che per adesso sono state abbastanza attese con i vostri affetti familiari. Sentite il bisogno comunque di sentirvi in forma, stare bene con voi stessi, col vostro corpo e di riappropriarvi un po' dei vostri spazi. Oggi non potrebbe più farlo perché non esistono più. Ma immaginate lo stupore degli abitanti di New York quando il 6 agosto del 1974 hanno visto un uomo che camminava su un cavo d'acciaio fra le due torri gemelle. Il funambolo in questione era il francese Philippe Petit, allora 25enne. Sulla sua incredibile impresa nel 2015 il regista Robert Zemeckis ha girato il film The Walk. E adesso parliamo di un modo di dire molto interessante, like bread and butter. Questa espressione si riferisce a un lavoro o a un'attività che ci fornisce il denaro necessario per andare avanti. In italiano potremmo dire che è il nostro pane quotidiano, cioè ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Oggi parliamo di Maria Schneider, protagonista del controverso film Ultimo tango a Parigi. Il film è stato oggetto di uno scandalo con tanto di sequestro, processo e distruzione della pellicola. Maria, allora agli esordi, cercava una rivalsa nei confronti del padre, l'attore Daniel Gelin, che non l'aveva mai riconosciuta. Nonostante gli incontri professionali con i registi come Antonioni, Zeffirelli e Buñuel, questa esperienza le ha causato un profondo trauma e una dipendenza dall'eroina. Anni dopo, nel rivedere Bertolucci in un festival, Maria ha dichiarato: «Non conosco quest'uomo». La ferita non si è mai rimarginata. Ci salutiamo con la frase del giorno. Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. Vi auguro una buona giornata piena di nuove esperienze e nuovi interessi. Noi ci vediamo domani sempre su questi schermi per una nuova puntata dell'Almanacco. A domani!